Debiti, regressi e tagli al bilancio, una scure che si abbatte sull'offerta formativa del Polo Universitario di Agrigento, di cui il Consiglio di amministrazione ha deciso nei giorni scorsi, con delibera 1 del 24 gennaio, il taglio dei corsi di ingegneria informatica e gestionale e di servizio sociale. Un'amara realtà che ha sollecitato una profonda riflessione da parte della docente Roberta Di Rosa del corso di laurea in servizio sociale, che tenendo conto della carenza delle risorse finanziarie determinate dai debiti accumulati nelle scorse amministrazioni, ridurrà notevolmente l'offerta formativa ai giovani studenti, costringendoli ad iscriversi in atenei fuori città. Una situazione che impoverirà ancora di più il tessuto sociale e culturale del nostro comprensorio. Un paio di settimane fa l'Università di Palermo ci ha scritto chiedendoci di prendere una decisione in ordine all'offerta formativa per il prossimo anno accademico 2014-2015. E a quel punto noi, rispetto a quello che abbiamo, come dire, ricevuto dalla Regione Siciliana, dagli enti che finanziano il consorzio universitario, abbiamo dovuto operare delle scelte rispetto anche alla popolazione scolastica, alla popolazione studentesca e quindi al numero degli iscritti nelle varie facoltà. Da un lato quindi questa richiesta, dall'altra l'Università di Palermo chiede al consorzio universitario di rientrare rispetto a dei crediti che vanterebbe per attività pregressa. Ovviamente noi abbiamo investito subito della problematica i revisori dei conti, i quali ci relazioneranno per sapere questi crediti che vanno all'Università di Palermo, quando nascono e come nascono, e quindi in via prudenziale rispetto, ripeto, a quello di cui dispone il consorzio universitario abbiamo dovuto fare queste scelte. Però abbiamo chiesto all'Università di Palermo di venirci incontro riducendo la quota di compartecipazione, che attualmente è del 50%, e portandola quindi a un 35%, in modo tale che noi possiamo riuscire a salvare anche qualche altro corso di laurea. La prossima settimana ci saranno degli incontri, anche perché poi le scelte le opererà direttamente l'Università di Palermo. Ci saranno degli incontri e chiederemo in quegli incontri di abbassare ulteriormente questa quota in modo tale da ricomprendere diciamo, tutta l'offerta formativa e quindi lasciarla intatta rispetto a quella che è oggi.